Riservato, preciso, gentile e con due grandi passioni, il lavoro e la moto. Diego Comacchio, 67 anni, di Castelfranco Veneto, è descritto così da tutti quelli che lo conoscevano, colleghi e amici. Purtroppo la sua vita si è spezzata a Rossano Veneto, mentre in sella all'inseparabile due ruote aveva deciso di godersi la Pasquetta macinando chilometri. Molte le persone con cui abbiamo parlato di Diego a Castelfranco, dove viveva da sempre, ma tutti hanno fatto la stessa scelta, no a ricordi davanti alla telecamera. Lui stesso, ci hanno detto, così riservato, non avrebbe voluto. Sulla dinamica dell'incidente stanno indagando i carabinieri di Bassano del Grappa. Alle 16:30 Comacchio stava percorrendo via San Lorenzo, il tratto della provinciale Ezzelina che collega Cassola con Rossano Veneto. Improvvisamente lo schianto con una Renault Clio condotta da una cinquantenne del posto. Comacchio è morto praticamente sul colpo, inutile l'arrivo dei sanitari del SUEM e dell'Eli Soccorso. Nell'agenzia assicurativa Allianz, in centro a Castelfranco, dove lavorava da 1990, colleghi e colleghe sono scossi. Per tutta la giornata un mesto via vai di amici e familiari, il fratello e la sorella, perché Diego non aveva figli, gentile con tutti, punto di riferimento al lavoro, buono nonostante il fisico imponente che poteva incutere soggezione. Diego era molto conosciuto a Castelfranco per il lavoro e l'amore verso la moto, che trapela anche dai social. Con lui un gruppo di una quindicina di amici che regolarmente viaggiavano in Italia e all'estero. Nei prossimi giorni avevano organizzato un motoraduno a Feltre che è già stato cancellato. La data del funerale non è ancora stata fissata.